Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo un po' di consapevolezza. Che cos'è la consapevolezza? Cioè, praticamente, uno che non sa che cos'è la consapevolezza vuol dire che praticamente glielo deve spiegare qualcun altro. È una presa di posizione delle proprie qualità, capacità, voglie di fare o saper fare le cose, no? Saper fare cose anche nel mondo spirituale. Ma prima di iniziare, il vostro Maledetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Indegare, il Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, di cui Facebook è praticamente il nostro pilastro, dove il Maledetto Veneziano e Indegare hanno due canali e gruppi, cioè scusate, due gruppi in cui si possono scaricare anche i circuiti, anche nel sito capitano.artervista.org, i link sono sotto qui in descrizione dove potete anche collegarvi a Telegram. Vi ripeto che nel sito capitano.artervista.org sono già stati scaricati 150.000 ebook con tutte le spiegazioni, perché ci sono molte persone che su Facebook dicono metti un circuito ma non metti spiegazioni, perché chiaramente le persone hanno o il canale YouTube dove ci sono 1260 pillole in cui spiego tantissime cose, o il canale, scusate, il sito capitano.artevista.org dove ci sono gli ebook con tutte le spiegazioni. Quindi è chiaro che non posso più perdere tempo a di ridigitare cose che ho già scritto 5-6 anni fa. Bene, cosa succede quando, come si suol dire, manca la consapevolezza? Quando succede che manca la consapevolezza nascono i problemi. Nascono i problemi perché? Perché poi si seguono i suonatori di piffero, si seguono i menestrelli, i cantastorie, no? Vogliamoci tutti bene, mando luce colorata e quant'altro. Invece, se abbiamo consapevolezza, sappiamo che noi fondamentalmente possiamo fare molto. Chiaro che poi ci vogliono le stampelle, però intanto il vostro marietto, se avete visto, in questo momento vi metto qui un bel circuito che lo potete trovare nel sito capitano.attivista.org e i link sono sotto qui in descrizione, dove vi può aiutare ad avere consapevolezza. Perché capita molte volte che noi facciamo delle azioni di rigetto, di riflesso, perché non abbiamo appunto questo fattore K, no, si può dire, che è appunto il fatto, la coscienza di avere un'idea dei nostri limiti, delle nostre possibilità. Quindi questo circuito che voi vedete a monito, praticamente potete attivare mettendoci sopra il vostro testimone. Poi, quando a un certo punto si è un pochettino in balia delle onde, dei sentimenti, dei sogni, ho spiegato già altre volte il discorso dei sogni, quando noi proiettiamo sugli altri il nostro sogno pensando che lui sia quello, ma in realtà è la nostra proiezione, a quel punto lì noi ci dobbiamo fermare, no? Analizzarci, guardarci e vedere come realmente siamo. E da lì si prende adagio adagio la consapevolezza. E questo circuito che ho messo a monitor chiaramente dà un piccolo aiuto, una piccola stampella per poter incominciare a fare un po' di introspezione. È chiaro che non è facile, perché è più facile dirlo che farlo, però adagio adagio, giorno dopo giorno, pillola dopo pillola del marietto, no? Oppure, capite, se non si impara dai migliori, si può imparare dai propri errori, capite? Cioè, una strada bisogna incominciare a prendere per incominciare ad avere più consapevolezza. Ci sono persone che hanno un'età mentale a 60 anni di un bambino di 15, un'età emozionale di un quindicenne, non hanno mai avuto consapevolezza, hanno sempre vissuto praticamente un copia e incolla di tutti i santi giorni. Bene, cari amici, il vostro marietto è finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qua. E il circuito lo potete trovare o nel sito capitano.artevista.org o nei gruppi Face del vostro marietto veneziano e di Illegale, chiaramente. Se non vi siete ancora iscritti nel canale di Illegale Marietto Veneziano, è la grande occasione della vostra vita. E mi raccomando, un super like non fa mai male. Grazie cari amici e alla prossima.